la parola a Ernesto Villafranca. Buonasera. L'associazione, perdonatemi se leggo, ma non sono un politico e non sono un grande oratore. L'associazione Nuovamente Villafranca, di cui mi onoro di far parte, alcuni mesi fa ha stilato un progetto, ha tracciato una nuova strada. La strada che noi abbiamo intrapreso non sarà fatta di scorciatoie, che sono il sentiero per i deboli in cerca di ricchezza e celebrità, ma sarà invece il percorso di chi corre rischi, di chi agisce, di chi produce, di chi fatica, poiché solo attraverso la fatica si può arrivare in cima alla sommità ed ammirare con soddisfazione, dopo un percorso lungo e duro, la prosperità e la libertà. Questa è la strada che noi intendiamo intraprendere ed alcuni mettono in dubbio l'ampiezza di tale ambizione. Ma io dico a queste persone che hanno la memoria corta, perché hanno dimenticato quanto questo paese ha già fatto ed ignorano quanti uomini e quante donne libere possono ottenere quando ci si unisce in uno scopo comune. La domanda che ci dovremmo porre oggi non è se la futura amministrazione sia troppo vecchia o troppo giovane, ma se funzionerà. E quelli di noi che gestiscono i soldi pubblici saranno chiamati a renderne conto, a spendere saggiamente, a riformare le cattive abitudini e a fare il loro lavoro alla luce del sole. Perché solo così potremmo allora restaurare la fiducia tra chi amministra e tra chi è amministrato. Pertanto vi chiedo di voler dare fiducia alla lista Nuovamente Villafranca affinché si possa restituire Villafranca ai propri cittadini. Grazie. La parola ora a Franco Giuliano.